Ben ritornati con noi cari telespettatori, ben ritornato qui in studio Riccardo Bortolami, dottore commercialista, esperto quindi di tutto quel che riguarda il difficile mondo fiscale, difficile e tragico mondo fiscale, perché purtroppo angoscia le esistenze di tantissime persone, nel nostro paese in modo particolare. Tema d'attualità, incominciamo con quello, poi svilupperemo in altri temi, anche perché è stato richiesto da tanti nostri telespettatori. È la situazione, la notizia bomba che però in realtà si intuiva, si conosceva, di questi paradisi fiscali che sono emersi con questi personaggi, dicono insospettabili, ma vabbè. Tant'è, forse a livello probatorio si immaginava fossero non sospettabili, che occultavano i propri soldi con società di vario genere. Ma portandolo a casa nostra, paradisi fiscali esistono ancora? Che cosa sta succedendo? E sono delle realtà utilizzate effettivamente o solo a grandi livelli? Innanzitutto buongiorno a tutti, ben ritrovati anch'io qui da voi. I paradisi fiscali, ci sono delle normative OCSE, ce ne sono ancora, ma ci sono delle normative OCSE dove li stanno completamente restringendo e nel 2017 o 2018, perché certe volte si sposta, diventeranno solo 4 o 5 più o meno nel mondo, 6, non di più, sempre che non accettino. Logicamente tutti i paesi che non accetteranno queste normative logicamente verranno classati, come presumo voi sappiate, come paesi blacklist. Che cosa vuol dire questo? Ogni transazione fatta con questi paesi deve essere monitorata, deve essere tra l'altro inviata per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, ma adesso non voglio essere qua tedioso in questo, con delle dichiarazioni che vanno inviate all'Agenzia delle Entrate, eccetera, eccetera, eccetera. La verità è che comunque con queste nuove normative tendono logicamente a bloccare tutto quella normativa antiriciclaggio a livello mondiale ormai, no? E pertanto i paesi restano sempre più limitati. La verità è che ci sono alcuni paesi che dovranno aderire entro, mi pare sia Austria, se non voglio dire, la Svizzera ha già fatto l'anno scorso una convenzione, per cui sarà l'Austria, poi da entrare nel mercato unico sotto l'aspetto della moneta europea e la Repubblica Ceca, perché loro ancora hanno la corona, e altri 2 o 3 paesi che devono comunque completare il quadro, perché se no loro, non essendo parte delle normative OCSE, con tutte le normative che ne conseguono, per cui adeguata verifica, antiriciclaggio, i soldi di chi sono, per cui vogliono sapere il beneficiario economico di quei soldi, che siano società anche fiduciarie, trust, ci vuole il beneficiario economico. Pertanto diciamo che i lacci si stanno stringendo sempre più, è da anni che comunque ai miei clienti, comunque non solo ai miei clienti, ma con chi parli poi fuori con gli amici eccetera, dico che ormai dovevano regolarizzare al tempo quando c'erano gli scudi fiscali fatti logicamente a valori molto bassi di sanzione, dove invece l'ultimo ha valori più alti e addirittura certe volte non dico che gli lasci tutto il capitale, caspita, ma comunque gran parte, nel senso che dipende quanti anni, dipende se è una persona fisica o no, cioè insomma un po' di cose, adesso non voglio qua entrare nel merito. Non ho casi del mio studio di queste cose, a meno che a parte uno mi aveva già scudato a suo tempo, per cui non ho queste problematiche. Per quanto riguarda i paradisi fiscali mi viene da sorridere, perché dico, vi ricordate, cioè nel nostro piccolo qui in Italia avevamo San Marino. Certo, sì, qualche anno fa avete visto cosa è venuto fuori, è che San Marino molti nomi sono stati oscurati, ma sui giornali voglio dire c'era conti corrente di chi era là vicino a Roma, voglio dire, non è che sia una cosa che non si sapeva, ma comunque Valentino Rossi che l'ha spostato la residenza sua fiscale a Londra, o altri calciatori o chi ha redditi molto elevati o imprenditori che hanno redditi elevati. Motivo in più, non mi fa nessuna sorpresa Elena, per quanto riguarda Panama, non dico che lo sapevano tutti, ma voglio dire, si sapeva che lì fanno società offshore e che le utilizzano, voglio dire, per immagazzinare soldi o accantonare soldi, con magari anche dei rendimenti diversi da parte sulle banche nostre, eccetera. Per cui Messi, eccetera, eccetera, adesso i nomi non importa. Però la verità è che questo si sapeva, che lì c'era questo sistema. Non so quante migliaia di società costituite, voglio dire, da quello studio, ma ce ne sono molte altre. Era come San Marino, che sono 2 chilometri quadrati e c'erano più società che in tutto il Veneto, cioè voglio dire, c'era qualcosa che non tornava, no? Più macchine intestate a San Marino che. Allora, bisognerebbe fare, però tutto questo perché poi la gente spinge a farlo.
perché bisogna analizzare la causa, perché non è che uno penso abbia voglia di andare a pagare un altro studio commercialista, andare a Panama, prendersi l'aereo, aprire una società, conti correnti, commercialisti, perché poi sono costi comunque che devi coprire. Allora dico, perché a questo punto la causa perché del tutto? Esatto, che era quello che si voleva un po' vedere. La causa, allora, parlo del sistema italiano, perché poi lo fanno anche tutti gli altri stati a questo punto, perché poi dico, Messi, Barcellona, c'era Madeira anche più vicino, voglio dire, proprio devo dirla tutta, che poi fa parte del mercato unico perché fa parte delle isole, vabbè, comunque tanto per fare una considerazione. Ma vedi che anche americani, vedi che comunque anche tedeschi, vedi che anche francesi comunque hanno evaso, perché la lista mandata dalla Svizzera, lo stesso concetto di un anno e mezzo fa, due, che hanno trafugato quella lista famosa, la Germania ha aperto un'indagine. Intelligentemente, c'erano molti tedeschi, intelligentemente non assumiamo persone per fare tutti i controlli, che mi costano di più di quello che io porto a casa. Dico, ragazzi, mi date X e chiudiamo la partita. Invece noi assumiamo personale, facciamo i controlli, poi riusciamo a portare a casa magari meno, per cui il costo amministrativo burocratico è più alto di quello che tu riesci a portare a casa da quello che è l'emerso. Infatti, però forse la cosa di fondo è questa, che al di là del paese Italia, che notoriamente siamo quelli con il fisco più alto in assoluto, no? Per cui abbiamo un primato straordinario, e dove al limite uno può capire il perché della fuga verso altri lidi, la ricerca di salvare i propri soldi, quindi soprattutto chi ha capitali importanti, c'è una logica, paghi troppe tasse, scappano. Però quello che sfugge invece è ovvio che invece altri nomi di altri paesi, nomi grossi, paesi dove invece si sa benissimo che il fisco non è così pesante come da noi, il fatto che siano fuggiti verso altri lidi fa intuire che siano soldi non del tutto trasparenti. Perfetto. Allora, infatti l'altro riciclaggio è un po' complesso, nel senso che bisogna capire i soldi da dove provengono, cioè la provenienza di quel flusso di reddito, di liquidità, mettiamola così. Perché può essere che uno ha evaso le tasse, ed è una cosa, una ha fatto cose illecite che è prostituzione, droga, armi, infatti eccetera. Questo più che altro che viene da pensare. Ecco, per cui sì, rientra sempre nella stessa normativa, però sono delle cose abbastanza diverse. Bisogna dire che l'Italia ha una tassazione che sappiamo benissimo che è leggermente elevata, per essere ironico, che è impossibile sapere quanto tu riesci a tassare. Allora, questa mattina è venuta la mia cliente che ha aumentato il fatturato, che è una consulente tra l'altro finanziaria, e dice: Riccardo, io adesso quanti soldi devo lasciare lì, perché non so neanche quanti soldi devo pagare di tasse. Gli sto facendo i conteggi e effettivamente è qualcosa di spaventoso. Se io ho un reddito di 100.000 euro, 80-90.000 euro, cioè lasciare giù 40-50.000 euro di tasse più gli acconti, dico ma 30-40.000 euro di tasse, di più anche, più gli acconti, ma dico a questo punto con gli acconti io quello che ho guadagnato io in 80-90 li rimetto allo Stato e cosa mi resta? Vabbè, acconto per l'anno prossimo, io muoio oggi, l'anno prossimo ho contato per i miei eredi, va bene, ma ragazzi no, troverà un credito e ritorneranno i soldi. Cioè qui in Italia devono, come abbiamo sempre parlato qua con le vecchie trasmissioni, ma oggi magari abbiamo 2 minuti di tempo in più, o cambiare il sistema impositivo. Dico, lo facciamo sui consumi, dove tutto ciò che io consumo è reddito o me lo scarico, ok? Per cui vuol dire che il mio reddito è 100, consumo 80, tasso su 20, anche perché il consumo è già tassato a sua volta, voglio dire, attenzione, da qualcun altro. Allora, o si cambia il sistema impositivo come è in America, e forse così è l'emersione anche del denaro, come si può dire, nero, tra virgolette, cioè l'emersione di questi volumi di reddito che non sono dichiarati, perché ahimè se io dichiaro 100 e ho un'imposizione, come hanno detto l'altro giorno, sulla carta del 47-45 rotti, che comunque è leggermente aumentata, hanno detto, questi sono i telegiornali dell'altro giorno, sì, infatti, di un punto, sì. Che non è così, che non è così, perché la pressione fiscale è molto più alta, perché noi abbiamo costi, che dicevo le altre volte, impliciti dove non ci possiamo detrarre. Per cui io anche spendo 80, ma non mi scarico, tra virgolette, non mi detrago 80, ma mi detrago 60, 50, perché una parte di costi, una parte di spese non me le posso detrarre. Per cui è chiaro che su quel margine di non scaricabilità di questi costi ho un'imposizione che mi va ancora più alta.
prima cosa. Poi hanno aumentato sulla casa, hanno aumentato tra Tasi, IMU, addizionali, di tutto di più. Perché non è vero che sono quindi diminuite le tasse? No, non sono diminuite, infatti l'altro giorno ho detto comunque sono aumentate di qualcosa, ma molto meno di quello che effettivamente. E tutte le tasse sul risparmio che hanno aumentato? Quello è un altro problema, infatti dopo ne affrontiamo. Perché hanno aumentato le tasse sul risparmio. Allora dico, aumentiamo sul risparmio, aumentiamo sul patrimonio, aumentiamo sui redditi, cioè non si può, qui in Italia sta cominciando un po' a essere insostenibile. Allora io capisco che abbiamo un apparato burocratico che ha un peso talmente elevato, dove noi dobbiamo per forza creare gettito per lo Stato, per pagare, ma come dicevamo anche la scorsa puntata, non si può più, perché abbiamo la previdenza che ormai ha toccato limiti estremi e noi non possiamo logicamente poi in un momento di crisi dove il PIL è più basso, dove le entrate sono molto minori e la disoccupazione aumenta, perché in questi dal 2008 in poi sappiamo cosa è successo, implodiamo, cioè, per cui lo Stato fallisce. La cosa strana è che, guardando sempre l'altro giorno dei dati statistici, che i consumi nel 2015 sono aumentati di 1,08, vabbè, un punto e qualcosa, insomma, circa. E il debito pubblico sul rapportato PIL è diminuito di qualcosa, di un po'. Probabilmente perché comunque le entrate sicuramente sono state maggiori. Questa è la verità. Un dato di fatto. La verità. Ecco, tra l'altro molti, sono stati dei numeri anche interessanti, quasi 1 milione di italiani, 700 rotti, 1.800.000, degli 80 euro ricevuti in busta paga li hanno dovuti anche restituire, no? Perché sono arrivati alla soglia dei 26.000. Allora, sì. Quindi c'era un inghippo. Gli 80 euro vengono riconosciuti fino a una determinate scala di reddito, mettiamola così. Chi logicamente poi la raggiunge glielo tolgono. Okay? Questo è il concetto finale. Per carità, l'equità mi sta bene, ok? Ci sia degli scaglioni di reddito dove applicare delle aliquote mi sta benissimo, l'abbiamo studiato all'università, economia politica, però i 25.000 euro di oggi sono i 25 milioni di una volta? Cioè bisogna capire questo, se uno ha una famiglia, 25.000 euro di oggi sono i 25 milioni di euro di una volta, ma meno ancora probabilmente, questo è il concetto, meno dei 25 milioni di una volta, perché nei 25 milioni di una volta vivevi bene. Allora adesso bisogna capire una cosa, dobbiamo riformulare probabilmente gli scaglioni di reddito, non possiamo dopo una certa cifra pagare il 43%, cioè, perché questa è la verità. Infatti ma infatti sono dei livelli spaventosi, ma secondo lei alla fine perché non si interviene deliberatamente? Perché quello che si chiede sempre al cittadino, promesse, poi sono tutte cose irrisorie, sembra che non si possa assolutamente toccare perché altrimenti c'è il crack del nostro sistema. È perché, ecco, già anticipato, la verità è che noi abbiamo tanti debiti come Stato e per cui per noi i debiti dello Stato diventano debiti nostri. Molto semplice, e pertanto noi dobbiamo continuamente aumentare le imposte per sanare i debiti. Ma allora, come dicevamo nelle scorse puntate, bisogna fare una riforma strutturale. Una riforma strutturale a 3-5 anni minimo, dove fare una politica economica, una politica poi economica sì, a lungo termine, e dove dire, bene, cominciamo a diminuire le imposizioni attraverso cosa? Attraverso la riduzione logicamente di una parte di spesa che non è più utile, gestendo meglio le attività, parlo di comuni, province e regioni, vedendo se fare quella spending review che probabilmente è molto scritta sulla carta, ma poi nei fatti, vedi Regione Sicilia che ha statuto speciale, non hanno neanche applicata. Ed è fallita una volta, mi pare, la Regione Sicilia, no? Adesso magari la seconda, anzi hanno assunto, perché adesso io non voglio entrare nel merito, però questi sono dati dai giornali, hanno assunto ancora più persone la Regione Sicilia. Allora dico, c'è qualcosa che non quadra, per cui in un bilancio di una società, e se tu fatturi questo, non puoi spendere di più, o riduci o sei in uno stato fallimentare, mentre una società chiude e fallisce, lo Stato logicamente sappiamo che non può e aumenta il debito oltre il fabbisogno. E non riuscirà neanche a pagare le pensioni, questo è un altro aspetto. E pertanto, ritornando a quello che dicevo prima, ci potrebbe essere un'implosione del sistema previdenziale che dicevo prima, no? Perché se l'INPS comincia a drenare risorse anche da parte dello Stato, chiaro che però abbiamo visto l'altro giorno un dato veramente agghiacciante. Gente che è in pensione da 36 anni. Infatti ci sono i pensionati baby che continuano a essere una cosa... Che ne conosco.
È follia, cioè noi stiamo mantenendo, perché quello che stiamo pagando adesso è quello che è stato fatto nel passato, è quello che il domani vorremmo non far pagare alle nuove generazioni, ai miei figli, è proprio quello che è stato fatto. Allora adesso sarebbe il caso di tirare una riga e cominciare a fare le cose un po' con intelligenza, ok? Oltre che tecnicismo. Proprio perché un domani qualcuno non si trovi in una situazione come ad oggi o peggiore d'oggi. Infatti Perché noi stiamo pagando anche di leggi fatte nel passato, dove veniva dato tutto a tutti. Questa è la verità. Chiamasi clientelismo, chiamasi come si vuole, in Italia abbiamo già questo. Un pezzo di autostrada a noi qua ci costa 10, negli altri stati costa 1. Cioè bisogna capirla questa, no? Ecco, dove vanno i soldi. A proposito sempre di fisco e di tasse, anche diciamo così, la previdenziale, no? Quindi la forma assicurativa, la pensione previdenziale come si fa privata, è stata tassata, è stata aumentata la tassazione, sì. Il che ha provocato abbastanza sconcerto, perché da un lato era stata incentivata, dall'altro non tutti potevano aderire perché magari hanno dei redditi bassi, quindi comunque un onere economico, poteva essere qualcosa di interessante per tutelare il futuro, però adesso è praticamente come una rendita finanziaria. Questa cosa è passata al 20, no? Se non sbaglio. Sì, esattamente, cioè sul riscatto tu comunque tassi. Sarebbe la forma del terzo pilastro, lo chiamavano, okay? Di previdenza, che proprio era fatto appositamente per cominciare a slegarsi da quello che era la previdenza dello Stato a una previdenza privata. Però se tu non gli dai l'input per poter fare qualcosa di intelligente e dai l'input da poter dire bene, pesiamo meno sullo Stato e facciamoci le polizze private, poi qua in Italia c'è sempre un po' di, come si può dire, non si fanno mai le cose nette, no? C'è sempre un po' dell'uno un po' dell'altro. Inizialmente era una tassazione, infatti non è stata molto incentivata, non ha subito grandi sviluppi importanti, proprio perché comunque quando è vero che te la scarichi a livello dei redditi, te la deduci anzi, però la verità è che quando tu la vai a riscattare sul margine e sui guadagni eccetera vengono tassate, e se tu la richiedi indietro una tantum, cioè vieni tassato, e per cui tutto quello che magari ti sei scontato prima lo devi pagare dopo, per cui alla fine che senso ha che io vada a immobilizzare dei soldi a 10, 15, 20 anni, quello che sarà, dipende dall'età, dipende da tante cose, per poi cosa ottenere? Esatto, cioè quindi ne vale la pena oppure no? Paradossalmente anche no. Poi dico ai miei clienti, hai dei redditi elevati, puoi abbassarti il reddito, per cui hai un risparmio fiscale, un domani la gestione magari non dà risultati, per cui magari tasserai anche meno. È vero che è una forma di risparmio dove sai che comunque quantomeno è garantita, perché adesso i soldi dove li metti anche. Dobbiamo vedere sotto due aspetti, se è quello di tassazione o anche di garanzia del patrimonio personale, per cui l'uno tante volte slega l'altro. Esatto, infatti adesso andiamo in pubblicità, incombe assolutamente. Rispondiamo appunto a delle istanze che sono state fatte da molti telespettatori, ma allora dove mettere a sicuro i propri soldi, e ci colleghiamo al discorso problema delle banche, eccetera. Pubblicità.